L'ospite della domenica a cui diamo il benvenuto è il professor Maurizio Carta, che è docente di architettura urbanistica ad architettura a Palermo, ma da luglio è assessore alla urbanistica, diciamo, del comune di Palermo, anche se la dizione giusta è rigenerazione urbana, sviluppo urbanistico della città policentrica e mobilità sostenibile. Tanti belli obiettivi. È quasi un manifesto. Buongiorno. Buongiorno a lei, grazie di essere qua. Beh, è quasi un manifesto. È quasi un manifesto, è una delega che racchiude in qualche modo il senso di che cosa oggi debba essere l'intervento sullo spazio urbano delle nostre città metropolitane. E questi primi mesi come le sono sembrati? Molto intensi, molto intensi. Io conoscevo già la macchina comunale perché sono stato assessore già 12 anni fa, però i tempi sono cambiati, le complessità. Assessore al piano strategico. Io ero assessore al piano strategico e al centro storico. Adesso le deleghe si sono ampliate tenendo insieme tutta una serie di questioni che riguardano ad esempio la mobilità e il modo con cui abitiamo gli spazi pubblici. E siamo in una fase molto intensa perché stiamo provando non soltanto a dare risorse e risposte alle emergenze della città, ma anche a programmare il futuro, che è il modo migliore per risolvere le emergenze. Allora, programmare il futuro. Lei ha scritto un sacco di roba, più di 350 pubblicazioni. L'ultimo suo lavoro si chiama Homo Urbanus in latino, che poi il sottotitolo è Città e comunità in evoluzione, che è un libro dedicato alla necessità di un salto evolutivo della città e dei suoi cittadini, esatto. L'umanità, diciamo. Ci spiega un po', professore? Sì, allora, da 6.000 anni la città è stata la migliore invenzione dell'umanità. È il luogo in cui noi, il nostro abitare, il nostro lavorare, la nostra relazione ci ha fatto evolvere sempre in simbiosi con la natura, con le altre specie. A un certo punto, dopo la rivoluzione industriale e soprattutto dopo la seconda guerra mondiale, questa alleanza in qualche modo si è infranta. È come se la sorellanza tra la città, la comunità e la natura avesse un po' perso la propria forza. Allora, ognuno va per i fatti suoi. Spesso confliggendo. L'umanità è diventata una predatrice della natura, talvolta le comunità non trovano più nelle città il loro luogo del benessere. Allora io presuppongo che forse la nostra evoluzione come Homo sapiens ha in qualche modo concluso il suo ciclo ed è il caso di aprire una nuova specie, che io considero di nuovo è ancora una specie urbana, quindi non rifiutare le città, ma abitare ancora più città, però città più resilienti, più capaci di alimentare il nostro benessere, più giuste, più belle, più creative. No, fantastico. E allora facciamo qualche esempio concreto, professore, se lei è d'accordo, con alcune immagini bellissime, peraltro, vi preannuncio, di Palermo, che lei cortesemente ci illustrerà, perché vorremmo capire, appunto, visto che lei è assessore a Palermo, come è cambiata Palermo e come potrebbe cambiare in rapporto anche alle altre città, può valere per tutte le città. Allora, qui sono azioni operative dei microambiti strategici. Che vuol dire? Sì, questo è il disegno generale, come lo possiamo immaginare come un affresco, un grande nuovo disegno della città e che io pongo a base della mia azione, che poi diventerà insieme al Consiglio Comunale il nuovo piano urbanistico generale, dove vengono individuate quali sono, come dire, le questioni fondamentali che devono cambiare. Ce ne dica una, è la prima. Per esempio immagino una linea di mobilità lungo l'acqua. Non possiamo non pensare che una città come Palermo non ci si possa muovere lungo l'acqua, come una sorta di metromare che connette l'aeroporto con la città, ma anche i vari porti lungo la costa palermitana. Oppure pensare alle grandi aree dismesse che possono diventare riserve per nuove funzioni. Vediamo ancora altre immagini, così magari lei, professore, se ce ne sono ancora di Palermo, ecco, questi sono alcuni prototipi, come li chiamo io, cioè delle prove e delle sperimentazioni di trasformazione. Questo è Borgo Nuovo. Borgo Nuovo è uno dei grandi quartieri periferici della città, pensato per essere un quartiere sperimentale, poi negli anni un po' andato in sofferenza. Oggi potrebbe diventare, grazie all'energia, un grande quartiere pilota, capace di produrre da solo l'energia di cui ha bisogno. Ma che bello! Poi vediamo ancora un'altra immagine. Ecco, qui di che si tratta? Qui invece siamo nell'area tra il complesso monumentale dell'Osterice, dove c'è l'università, e Piazza Calza, dove la luce diventa materiale del progetto. Noi abbiamo certe volte dimenticato che
il suono, la luce, le pavimentazioni, le grane dei materiali oggi sono un potentissimo materiale del progetto e certe volte tendiamo ad omogeneizzare tutto, mettere asfalto dappertutto, non considerare la luce perché siamo abituati ad una luce artificiale che omogeneizza tutto. Vediamo ancora un'altra immagine. Ecco, questo è un bellissimo progetto, è una tesi di laurea di una mia laureanda, oggi architetto, che lavora con l'acqua e mette insieme il tema del suono e il tema dell'acqua, la capacità di far tornare l'acqua non soltanto lungo la costa, ma anche dentro quei luoghi. Palermo è una città che ha nel sottosuolo una grande reticolo d'acqua che può essere opportuno ogni tanto far riemergere per rinfrescare le piazze, ma anche per renderle più belle. Ma bellissimo, quelle immagini di quei giovani lì. Vediamo ancora un'altra immagine. Poi le voglio chiedere qualcosa sulle altre città, così facciamo arrabbiare gli altri assessori all'urbanistica delle altre città. Questo è un progetto, una proposta che mette insieme il grande parco fluviale del Loreto, questa vallata meravigliosa, soprattutto nella parte più a monte della città, con i due grandi ospedali, il Policlinico e l'ospedale civico, immaginando che oggi le funzioni ospedaliere non sono solo quelle sanitarie, ma sono anche quelle della lungodegenza, dell'accoglienza dei familiari. Abbiamo avuto i guai del Covid. Oggi dobbiamo pensare agli ospedali come città della salute ecco. Tutta la città deve diventare una città della salute. Bellissimo. E questo è il cambiamento che lei ha in mente, professore? Questi sono i cambiamenti che le altre città ci insegnano. Faceva bene riferimento lei. Ci sa che ci insegnano Palermo spesso utilizza Barcellona come caso esemplare perché ci somigliamo. Che noi italiani amiamo moltissimo, i ragazzi vanno tutti a Barcellona. Però ci sono altre città, forse magari apparentemente meno simili, che però ci insegnano le cose interessantissime. Per esempio una città che ci insegna molte cose è Lione. Lione è una città siamo in Francia, siamo nell'Alsazia, è una città che era industriale, che poi ha perso la sua industrializzazione come molte delle nostre città e che con grande lungimiranza ha cominciato a predisporre una serie di politiche per attrarre le persone. Ha cominciato che era una città di poco meno di 1 milione di persone e ha deciso che doveva diventare una grande metropoli di 2 milioni di persone. E ha cominciato a lavorare. E cos'è la prima cosa che ha fatto? La metropolitana. Ha dotato Lione di un sistema di mobilità che ancora non serviva a nessuno perché era sovradimensionata, ma se l'è trovata già pronta quando sono arrivati 2 milioni di abitanti. E le città siciliane, senza rubare nulla agli altri suoi colleghi? Stanno lavorando con fatica. Catania, sapete, c'è un sistema anche di mobilità sostenibile che si sta mettendo in moto, Palermo sta facendo lo stesso lavoro. In Italia si è cominciato in ritardo, soprattutto nelle città del sud, con un sistema di mobilità sostenibile che ha dovuto inseguire la trasformazione invece di diventare il presupposto della trasformazione. Questo è il progetto di città modello, ma è ancora immaginabile? Sì, noi dobbiamo cominciare a far lavorare contemporaneamente la infrastruttura di mobilità, perché oggi il modo con cui ci si muove nelle città, potendo rinunciare all'auto privata, non dovendo rinunciare all'auto privata, non può essere un'imposizione. Deve essere l'auto privata la peggiore opzione, perché ne abbiamo altre a disposizione, sia il trasporto pubblico locale su ferro, quello su gomma, ma anche tutta quel nuovo spettro di mobilità condivisa, micromobilità. Cioè noi dobbiamo avere a disposizione una grande quantità di opzioni in modo che possiamo cominciare a pensare a non avere più un'auto privata. Veramente magnifica questa idea, magari realizzarla. Professor Catta, lei dirige l'Augmented City Lab, una cosa un po' difficile, spero di averla pronunciata bene. Che attività svolge e che obiettivi ha? Sì, l'Augmented City Lab è un laboratorio di ricerca dell'Università di Palermo, ma con relazioni con una ventina di università nel resto del mondo, e lavora insieme ad altri colleghi proprio a immaginare quali siano le città del futuro prossimo, come le chiamiamo noi, non quelle che non sappiamo bene come saranno, quelle che sappiamo come dovrebbero essere. Quindi funge anche da luogo di consulenza, di sperimentazione, di ricerca scientifica applicata, di didattica. Senza per questo, se ho capito bene, come dire, trascurare la nostra storia e il nostro passato glorioso, perché lei, quando è stato assessore al piano strategico e al centro storico di Palermo, si è impegnato molto per l'inserimento dell'itinerario arabo-normanno a Palermo, che poi è un dato caratteristico di molte città siciliane. Ha funzionato questo? Ha funzionato, sta funzionando, richiede aggiustamenti nell'ambito della qualità dello spazio urbano che sta attorno agli elementi dell'arabo-normanno.
E ci insegnano tutte le città che ammiriamo in giro per il mondo che fondare il futuro sulla capacità di custodire la memoria è un elemento importante, e quindi sfuggire a quella sorta di omologazione che spesso avviene nelle città, che non capiscono quanto sia importante la memoria, a patto che la memoria però sia eredità, in qualche modo lasci qualche cosa alle generazioni future. Professore, lei parla anche di città aumentate nel futuro. Noi siamo abituati, quelli che frequentiamo internet, alla realtà aumentata, cioè quando si vedono delle cose nel reale che in realtà sono solo digitali. Che vuol dire allora città aumentata? Vuol dire la stessa cosa, l'analogia è proprio quella. Io ho preso a prestito la realtà aumentata per immaginare una città aumentata, cioè una città che aggiunge strati di informazione, di bellezza, di diritto, come avviene nella realtà aumentata. Noi continuiamo a guardare la realtà aumentata non è una realtà virtuale, è quello che noi vediamo più alcune cose che si sovrappongono. Per esempio un monumento ci parla, una strada ci dà indicazioni. Cominciamo a immaginarlo nell'intera città, una città che per esempio sente e percepisce l'inquinamento atmosferico ed è in grado quindi quotidianamente di dare indicazione, una città che è in grado di capire dove sta la domanda di energia e quindi modula l'erogazione dell'energia in modo tale che non ci siano problemi di sottodimensionamento, problemi di picco. Una città che comprende dove le persone hanno in certi orari della giornata più bisogno di muoversi o più bisogno di sicurezza. Allora questa è la città aumentata, una città che amplifica le nostre capacità. Però lei dice anche, e questo come dire, ci riporta con i piedi per terra, che dice poi immaginare il futuro, che uno dice che belle tutte queste cose, ma chissà quando, lei in realtà dice serve l'attenzione alla quotidianità, cioè per immaginare il futuro bisogna stare con i piedi per terra, come si suol dire. Vediamo un attimo un filmato dove c'è anche il professore Carta, che è assessore a Palermo, ricordiamo. Io vi parlerò adesso, riportando un po' il discorso alla dimensione più razionale. Io faccio l'urbanista, mi occupo di città, di come immagino, come credo che dobbiamo immaginare tutti insieme, perché le viviamo, le abitiamo, vi lavoriamo, vi muoviamo, le città del diverso presente. A me piace chiamarle così, lo diceva anche prima Cosmano. Noi talvolta guardiamo il futuro come se fosse un orizzonte talmente lontano che non ci riguarda. È vero, ci serve l'orizzonte, ci serve lo sguardo lungo, ma poi ci serve anche la quotidianità, ci serve l'azione quotidiana, accurata. Bene, ci serve possiamo rientrare così, proprio di questo stava parlando, quindi ci serve lo sguardo, sia quello lungo, lontano, il progetto, ma anche... I greci per indicare il tempo utilizzavano due termini, Kronos, che era il tempo lungo della lungimiranza e della sapienza, e Kairos, che era il tempo immediato, il tempo dell'azione. Allora noi dobbiamo farli di nuovo convivere, non possiamo soltanto pretendere che tutto avvenga nel tempo lungo perché abbiamo bisogno di dare risposte, né possiamo guardare le questioni sempre troppo da vicino senza capire quale disegno comporranno. Dobbiamo rimettere insieme questi due tempi, quello lungimirante e quello immediato. Beh, fantastica anche questa idea. Parliamo di cose che sono concrete, però sono anche importantissime perché sono un sacco di soldi. Il PNRR è utile in questo senso, nella direzione delle cose che lei ha appena indicato, oppure è un rischio di dispersione di denaro, eccetera? Allora, il PNRR ha due rischi, un po' quello della dispersione dei soldi, sì, perché la necessità con cui è stato costruito ha indebolito la visione complessiva. Se noi leggiamo le cospicue pagine del PNRR troviamo un grande elenco di azioni importanti, ma non capiamo qual è il disegno di Italia che vogliamo fare. Questo è un elemento fondamentale. Sono sicuro che nei prossimi mesi qualche correzione in quella direzione si dovrà fare. L'altro rischio è quello, ancora una volta, del tempo. Il PNRR presuppone un tempo rapido di esecuzione a cui le amministrazioni comunali non sono ancora pronte. Perché devono fare loro i progetti, se non sono approvati non gli danno i soldi. Esatto. E quindi noi stiamo lavorando a Palermo con il sindaco ad una poderosa revisione della macchina amministrativa comunale perché sia in grado di redigere progetti anche attingendo a quel campo di
professionalità che stanno fuori dai comuni. Non possiamo più pensare a un'amministrazione onnisciente e onnipotente. Certo. Dobbiamo entrare in relazione con tutte le esperienze, le università, gli ordini professionali, le società di consulenza. Altra cosa concreta, la democrazia partecipata, che è una legge regionale, tra l'altro io lo apprendo da poco, no? In base alla quale i comuni siciliani sono obbligati a spendere il 2% dei fondi che ricevono dalla regione, coinvolgendo i cittadini nella scelta dei progetti. Ma si fanno queste cose? Si fanno e stanno dando delle sperimentazioni molto interessanti, perché si dà, come dire, corpo alla partecipazione. La partecipazione può essere solo la condivisione di un'idea di cui poi il cittadino non vede il risultato, ma in questo modo si parte al contrario. Il cittadino, professore, così capisco. Alcuni spazi pubblici, alcune piazze, talvolta anche alcuni piccoli interventi, per esempio nella conservazione di alcune tradizioni. Alcuni comuni siciliani, per esempio, hanno lavorato, i comuni dell'entroterra, nella ripresa di alcune fontane, di alcuni luoghi dell'acqua che erano i grandi luoghi di aggregazione della città. Allora, piccoli interventi ma concreti. Le faccio un paio di domande che riguardano l'attualità. Prima di tutto, Ponte sullo Stretto, sì o no? Ponte sullo Stretto si vedrà quali sono gli esiti di un ragionamento che non può riguardare soltanto l'infrastruttura, deve riguardare complessivamente che cosa noi siamo in grado di connettere a quell'infrastruttura. Questa sarà la grande sfida. Quindi... Quali economie sarà in grado di abilitare un collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria? Quindi questo è importante. Cioè questo è l'elemento fondamentale. Diciamo noi, il Ponte sullo Stretto oggi non deve connettere una domanda esistente che potrebbe anche sembrare bassa. Dobbiamo capire qual è la domanda futura che riesce a generare. Lei cura la Biennale Nomade di Arte Contemporanea, ce ne vuole parlare? Sì, questo è un progetto molto interessante che è stato in qualche modo portato a Palermo, ed è a Palermo con Manifesta 12 è stato in qualche modo l'atterraggio dell'arte contemporanea nella città. Quella è stata una curatela comune, io ho curato alcune piccole parti, alcune piccole esposizioni, ma nel momento in cui questa grande biennale Manifesta nella sua 12ª edizione è atterrata a Palermo, è cambiata. Palermo ha fatto cambiare Manifesta, le ha fatto capire che non poteva essere soltanto un grande evento che per 6 mesi attraversa una città, ma doveva entrare in contatto con la città e arricchirsi della città. Infatti è stato fondamentale tutto il lavoro che abbiamo fatto nell'anno precedente, che ha in qualche modo prodotto anche delle sperimentazioni e delle installazioni che poi sono rimaste anche come eredità stabile. A Catania si è lavorato un giovane recentemente facendo fare un salto anche nel metaverso, come si chiama, insomma, dentro la realtà virtuale. Si diffonderà questa pratica, professore? È utile? Io credo di sì, io sono devo dire un grande frequentatore delle innovazioni tecnologiche. Il metaverso in questo momento è ancora in una fase tra il ludico e la curiosità. È più un gioco, no? Però la possibilità di costruire in qualche modo delle connessioni che simulino la nostra realtà ci aiuta. C'è un'altra sperimentazione del metaverso che a me interessa, ed è il fatto di simulare in una dimensione digitale quello che accade nelle città, è quello che si chiama i gemelli digitali, cioè poter avere una sorta di modello digitale della città che ci permette di capire quali saranno gli effetti e le trasformazioni. Ora immaginate di dover fare una trasformazione, per esempio una linea di tram, una linea metropolitana, e scoprire dopo averla realizzata che non ha l'efficacia che si immaginava. Intanto ha sprecato soldi, ha sprecato tempo, ha invaso risorse. Noi oggi abbiamo, e ci sono sperimentazioni a Bologna, a Milano molto interessanti, la possibilità di sapere prima quali saranno gli effetti e quindi decidere con maggiore consapevolezza se fare un'opera o non farla. Riusciremo a essere uomini urbani? Dobbiamo essere. L'alternativa è quello che io chiamo l'antropocalisse, cioè il collasso dell'umanità. È difficile, ma si capisce che brutta sta cosa. Il pianeta si libererà di noi e saremo noi la 6ª estinzione di massa se non cambiamo l'approccio col pianeta. Noi oggi siamo diventati una specie predatoria, pur essendo una specie anche che è capace di poesia, di compassione, appunto, di intelligenza, di arte. Però oggi produciamo un'impronta ecologica sul pianeta insopportabile. Siamo lo 0,06 per 1000 della massa vivente del pianeta, ma produciamo molto più peso di tutto il resto della massa vivente. Dobbiamo ricomporre questo squilibrio. Buon lavoro, abbiamo bisogno di essere uomini urbani. Uomini urbani, ce la faremo. Grazie al professor Maurizio Calta.
docente di urbanistica ad architettura a Palermo e assessore alla rigenerazione urbana nel Comune di Palermo. Grazie, complimenti e buon lavoro. Grazie.